Nuovo in diretta con Focus TG, davvero drammatica la situazione in Emilia-Romagna che è stata investita da una ondata di maltempo eccezionale, fiumi esondati, 1000 evacuati nelle zone di Faenza e Forlì, ma anche danni e allagamenti nelle Marche. Qui vediamo immagini in diretta sui danni di questa ondata del maltempo. Qui siamo ad Ancona, una delle tante dirette che stanno andando in onda su molte piattaforme. Ci sono stati danni anche sulle strade gravi con alberi abbattuti, ma soprattutto strade trasformate in fiumi d'acqua, soprattutto nella zona di Forlì e di Faenza. Qui siamo ad Ancona nelle Marche, dove i danni sono comunque stati limitati, anche se ovviamente seri, e si sta facendo la conta dei danni. Soprattutto in Emilia-Romagna si sconta, Emilia-Romagna già colpita duramente l'anno scorso, si sconta il fatto di non avere realizzato, contrariamente a quanto fatto in Veneto, in tempo utile le casse di laminazione, i bacini di laminazione che mettono al sicuro le città da queste calamità. Vediamo anche a questo punto invece cosa è successo in Friuli, cosa sta avvenendo in Friuli Venezia Giulia, che sta mandando soccorsi all'Emilia. La Protezione Civile risponde a questa richiesta di supporto che è arrivata da Bologna, lo ha detto l'assessore regionale alla Protezione Civile Riccardo Riccardi in merito alla partenza ieri sera alle 21 di una colonna mobile. Vediamo immagini dal Friuli, se le abbiamo, colonna dalla sede di Palmanova diretta in Emilia Romagna, dove è previsto per la nottata un aggravarsi delle condizioni meteo. È stato siglato dallo stesso Riccardi un decreto d'intesa con il governatore Fedriga per la partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia all'azione di soccorso di protezione civile. Quindi soccorsi che sono partiti sia dal Friuli Venezia Giulia che dal Veneto, come abbiamo sentito poco fa in diretta dal nostro collega Lucio Zanato, che ha seguito la partenza di reparti dei Vigili del Fuoco dal Veneto diretti nelle zone più colpite, che sono quelle di Faenza e di Forlì. Restiamo in Friuli Venezia Giulia. È stata riaperta la strada del passo della Forcella Lavadet che collega la regione Friuli al Veneto. È stata riaperta alla presenza dell'assessore Riccardi. Vediamo. La strada è stata oggetto di un intervento di ripristino da parte di FVG Strade, mentre la Protezione Civile FVG ha installato un sistema di sensori per monitorare la frana Prato Carnico. L'assessore regionale alla Protezione Civile Riccardo Riccardi questa mattina ha partecipato alla riapertura della strada regionale 465, bloccata ad agosto da una frana composta da detriti del ghiaione del Rio Bianco che le impediva il transito verso Pradibosco, Pian di Casa, Sauris e il Cadore. Diciamo l'intervento è congiunto e quindi le competenze della collega Mirante in ordine alla necessità di riapertura della viabilità, che è stata risolta, e noi come Protezione Civile abbiamo garantito gli interventi di sicurezza nel tema del versante e di conseguenza abbiamo attivato un sistema di sensori che consentirà il monitoraggio da remoto dell'evoluzione del versante, e qualora il versante presentasse, e tutti auspichiamo che questo non avvenga come in altri casi dove la nostra sala operativa poi è collegata al sistema, di bloccare il traffico con dei semafori che vengono attivati nella misura in cui il sensore possa rilevare dei movimenti. Quindi un intervento, come avevamo definito anche con gli amministratori locali, che oggi consente la definitiva apertura della strada nei tempi che ci eravamo dati. Insomma, con i cambiamenti climatici sono aumentati i dissesti idrogeologici, tantissime frane, smottamenti in Veneto e anche in Friuli Venezia Giulia. Grazie ad un'applicazione scaricabile sul telefonino, ora anche i cittadini possono entrare a far parte in tempo reale dell'osservatorio alla mitigazione del rischio alluvionale del tagliamento. Vediamo.
Si chiama Osservatorio dei cittadini sulle piene e in riferimento al territorio del basso corso del fiume Tagliamento intende migliorare la gestione delle alluvioni con un sistema tecnologico che renda anche i residenti protagonisti della tutela del territorio. Tutti infatti possono entrare a far parte della comunità dell'osservatorio e partecipare attivamente grazie ad un'applicazione sul cellulare. L'applicazione è importante perché è un duplice canale per mandare informazioni e rimanere informati nell'ambito del rischio d'alluvione. Quando è previsto un evento alluvionale, il comune può inviare al cittadino delle notifiche di allerta, quindi avvisarlo per tempo se sono previsti dei livelli idraulici elevati nei fiumi del proprio territorio, e il cittadino può quindi rimanere informato ma anche inviare informazioni e segnalazioni in merito a criticità idrauliche nel proprio territorio. L'applicazione sarà lanciata in occasione dell'Osservatorio dei cittadini in festa il 29 settembre a San Michele al Tagliamento. Considerato che tutto il nostro territorio è costeggiato dal fiume Tagliamento, quindi per i circa 40 km di lunghezza del nostro comune tutti i nostri cittadini sono a stretto contatto con lui. Quindi tutti possono essere protagonisti di quello che possono anticipare con segnalazioni e quant'altro. E quindi l'app è un modo per favorire e valorizzare meglio e credo che ci sia anche una semplicità nel promuoverla questa app che possa consentire a tutti di poter essere attenti osservatori del proprio territorio. Fotografie, dati e notizie arrivate dai cittadini, ad esempio su eventuali allagamenti, assieme a quelle rilevate dalla comunità tecnica e scientifica, contribuiranno a popolare modelli utili al monitoraggio del rischio alluvionale nella zona del bacino del Tagliamento. La giornata del 29 settembre a San Michele sarà dedicata ad approfondire ogni aspetto di questa tematica, anche e ancora con l'aiuto delle tecnologie. E si può sperimentare con un ambiente virtuale una simulazione di un evento di piena con Safer Water, si potrà proprio indossare il visore, immergersi in un evento alluvionale e capire quali sono i comportamenti da adottare in caso di alluvione. Intanto continua il dibattito e la polemica sul progetto di una realizzazione della diga del Vanoi. Sentiamo. Sala ha forte maggioranza di favorevoli alla diga del Vanoi e non poteva essere altrimenti, dato che il luogo scelto dal Consorzio Brenta per l'ultima tappa del dibattito pubblico sul nuovo bacino artificiale sul torrente Vanoi è stato il suo quartier generale in riva 4 novembre a Cittadella. A dar manforte al presidente del Consorzio Enzo Sonza, Giuseppe Pan, ex sindaco di Cittadella, ex assessore della Giunta Zaia e oggi consigliere regionale del Carroccio. Qualcuno agita lo spettro del Vaionta, detto Pan rivolgendosi alla platea, e a Massimo Bortoluzzi, delegato dal presidente Padrin e alla struttura tecnica della provincia, è parsa un'affermazione infelice, irrispettosa e totalmente avulsa dalla memoria del disastro del 9 ottobre 1963. La provincia ha comunque ribadito la sua contrarietà all'invaso, motivandola innanzitutto per questioni di sicurezza per gli abitati a valle di Fonzaso, Lamon, Sovramonte e Arsier, poi l'impatto sociale e ambientale dell'opera, infine lo sfruttamento della risorsa idrica e del paesaggio in una delle poche valli rimaste incontaminate. Territori totalmente esclusi dal calendario di incontri pubblici organizzati dal Consorzio Brenta. Da Palazzo Piloni perciò oggi è partita la lettera con la richiesta ufficiale al proponente del progetto e a Gennaro Mosca, dirigente del Ministero Infrastrutture e responsabile del dibattito pubblico. Ho espresso anche il dissenso che avevamo portato nei vari consigli provinciali che sono stati votati all'unanimità, dove abbiamo chiesto che questo progetto venga fermato. Venga fermato perché? Perché siamo su un territorio fragile, perché siamo in zona P4, rischio idrogeologico massimo previsto dalle carte del PAI. Quindi se l'ultima soluzione dovesse essere la diga, sicuramente non può essere eseguita in quella zona. Sulla diga del Vanoi scende in campo il governo. La richiesta formalizzata con una interpellanza depositata lunedì alla Camera dalla deputata veneta Luana Zanella di Alleanza Verdi Sinistra. Riferisce l'agenzia Dire che Zanella ha chiesto a 3 ministri dell'ambiente, delle infrastrutture e dell'agricoltura se sono state depositate richieste di valutazione di impatto ambientale statale per la progettazione dell'invaso e se il progetto, finanziato in parte con fondi
fondi PNRR rispetti il principio secondo cui gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non devono arrecare alcun danno significativo all'ambiente. La deputata di Alleanza Verdi e Sinistra sollecita il governo perché sia garantito il pieno coinvolgimento delle comunità locali, delle amministrazioni, delle autorità competenti nell'individuazione di soluzioni alternative per il soddisfacimento del fabbisogno idrico e irriguo cui il progetto vorrebbe sopperire. Servizio di Tiziana Bolognani, vediamo adesso i lupi continuano a scendere verso valle e la lupa del Piave, che così era stata soprannominata, è stata catturata sabato, sta bene, ma gli esperti dicono guardate che potrebbero arrivare degli interi branchi in pianura. Sentiamo. Sul fatto che prima o poi arriveranno altri lupi in espansione, ripeto, la biologia della specie ce lo ha già detto e su questo non ci sono dubbi di nessun genere. Che ce ne siano ora, i dubbi ci sono, nel senso che è probabile che ci siano, ma non abbiamo le prove certe. Insomma, dopo la cattura della lupa del Piave potrebbero arrivare altri esemplari. Saranno le fototrappole e gli esperti che terranno monitorata la zona in maniera costante. L'importante, ci spiega il dottor Martini, veterinario del CRAS, è non interagire con l'animale come è accaduto per la lupa del Piave. Di fatto il lupo ha capito che semplicemente la sua relazione con l'uomo, la sua interazione con l'uomo gli portava dei vantaggi e siamo arrivati al culmine, come si è visto alla festa di Cimodolmo, in cui di fatto veniva a prendere cibo dalle mani. Ci sono alcuni video che non girano in internet, ma che ne ho visionato parecchio, in cui letteralmente va a mezzo metro dall'uomo a prendersi il cibo. E questa però, ripeto, è una situazione di estrema pericolosità, perché nel momento in cui l'uomo fa una mossa sbagliata o nel momento in cui c'è un fattore scatenante esterno può crearsi una situazione di pericolo. Ripeto, e per il lupo e per le persone. La lupa, definita confidente, sta bene, sottoposta ad accertamenti ed esami, ora è pronta per essere ricollocata in una zona sicura e protetta, ma non sarà reintrodotta in natura. Non potrà essere rimessa nello stesso ambiente, ma si sta cercando, insomma, siamo già a un buon punto, diciamo, per trovare una collocazione definitiva che comunque protegga il lupo e che protegga eventualmente anche gli abitanti da situazioni spiacevoli che si possono generare. Il primo avvistamento della lupa è stato il 30 aprile e l'animale zoppicava. Questo ha determinato un cambiamento nel suo comportamento. Sicuramente quella zoppia ha giocato un ruolo fondamentale nella confidenza dell'esemplare ed è anche piuttosto evidente che quell'esemplare si sia trovato in una difficoltà abbastanza importante, diciamo, motivo per cui ad un certo punto, per sopravvivere, perché non era in grado di cacciare perfettamente, si sia avvicinata alle zone antropizzate, diciamo così. E la lupa ha avuto ragione perché ha trovato del cibo, ma questa situazione poteva risultare pericolosa. Ora è al sicuro, ma gli esperti avvertono: se vedete altri esemplari non dategli da mangiare, non avvicinatevi, ma chiamate subito gli enti preposti. Ovviamente i lupi continuano le predazioni sull'altopiano. Andiamo a vedere cosa è successo l'altro giorno a Rubbio. Lupi sempre più scatenati sull'altopiano di Asiago. Questa volta hanno attaccato in pieno giorno e vicino alle case. È successo a Rubbio, in Contracasoni, come ci racconta la signora Roberta Alberti, che ha visto morire questo capriolo vittima dell'ennesima predazione registrata nella zona. Verso le 10:30, 11, io sono uscita da casa e ho sentito dei rumori. C'era questo capriolo tutto morso e poverino era ancora vivo, però scalciava con le zampe posteriori e ti guardava con questi occhietti come dire aiutami. Abbiamo chiamato i guardia forestali, abbiamo chiamato 2 cacciatori che sono di zona. E ci hanno detto guarda che questi sono tutti morsi, però adesso ci sono anche di giorno. Continue aggressioni che spingono molti malgari a fare una scelta dolorosa, ovvero quella di chiudere gli alpeggi e abbandonare la montagna. La paura cresce e le persone rinunciano anche alle passeggiate. Sinceramente non mi azzardo più ad andare a camminare perché io sinceramente ho paura, anche perché sono attorno a casa nostra e dicono almeno ce ne siano 7.
Ho 2 cani, ma io non li ho mai portati su a Rubbio, li lascio sempre a casa perché ho paura che mi vengano sbranati. Le associazioni di categoria del mondo agricolo chiedono che qualcuno faccia finalmente qualcosa per risolvere questa situazione, ma di risposte ancora non ne sono arrivate. Qualcuno si metta una mano sulla coscienza e intervenga in qualche maniera perché non si è più sicuri di nulla. Non si è più sicuri di nulla, dicono sull'altopiano. Particolarmente esasperati sono i malgari, gli allevatori che trovano i loro capi sbranati alla mattina. Andiamo in pubblicità 2 minuti e torniamo subito. State con noi, grazie. Poco prima delle 7 di questa mattina i vigili del fuoco di Rovigo sono intervenuti per un principio di incendio di un vagone ferroviario sul treno della linea Sermide-Ferrara. 9 studenti sono stati assistiti dai sanitari del 118 per escoriazione ed avere respirato del fumo. Il treno era partito da Sermide con a bordo 45 studenti minorenni e 3 persone del personale ferroviario quando all'interno del vagone si è sviluppato un incendio. Il treno si è fermato e il personale ha messo in atto le procedure di sicurezza per fare abbandonare il convoglio. I vigili del fuoco, arrivati per primi dal distaccamento di Castelmassa, hanno spento il principio di incendio divampato in un vano tecnico sotto il treno che ha prodotto fumo all'interno del vagone. Gli studenti scesi sulla massicciata sono stati assistiti dalle ambulanze del 118 e portati successivamente in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Felice Maniero, Felicetto Faccia d'Angelo, è tornato a casa nella sua Campolongo Maggiore per portare alla mamma il lampadario in vetro di Murano. La gente ovviamente non ha mancato di fare i commenti del caso. Sentiamo. Ecco la mamma di Felice Maniero prendere a borsettate i cameraman per difendere a spada tratta l'immagine del figlio, ex boss della Mala del Brenta. Correva l'anno 2011 e la signora Lucia Carrain aveva 81 anni, una leonessa. E per lei che nei giorni scorsi il figlio Felice Maniero, tornato libero da giugno 2023, ha fatto rientro nella sua ex casa a Campolongo Maggiore dal sindaco Mattia Gastaldi, pretendendo la restituzione del lampadario in vetro di Murano della villa, anzi ex villa, di via Fermi 3. Lo vuole mia mamma, avrebbe detto l'ex boss al Primo Cittadino. Richiesta quest'ultima accolta con sorpresa e anche con ammirazione da chi in città lo conosce bene come Terenzio, il marito di una cugina di Felicetto. Per me ha fatto bene. Lei lo conosce Maniero? È quasi mio cugino. È secondo, terzo cugino con mia moglie. Non da parte mia, da parte di mia moglie, che è una Maniero. E poi c'è lui, l'ex idraulico di Felice Maniero. Conosce bene l'ex boss e anche lui ha frequentato la sua casa durante i cosiddetti anni d'oro. Io sono contento che sia venuto a casa. Il ritorno a casa dell'ex boss accolto con grande ammirazione da quella parte della città che lo conosce bene, non soltanto di fama. Possono dire quello che vogliono, io quando lo vedo mi saluta, o sono un idraulico, non si può fare dei lavori per lui, ma se mi ha pagato anche la mamma è così. Tutto a posto. Anche se lo vedo adesso lo saluto e che stia bene a casa sua. La villetta, un tempo del boss, successivamente posta sotto sequestro, ora è diventata casa della legalità, dove tra i murales spicca anche il volto di Borsellino, come ci racconta il presidente della Proloco, Lucio Zatti. E sono stati fatti da dei ragazzi, da dei writer. E il suo giardino privato, un tempo recintato con il piccolo lago artificiale annesso ruscelletto proprio a 2 passi dalla piscina semi-olimpionica, adesso è un parco pubblico aperto a tutti nel nome della legalità. Della piscina, ora coperta, ne restano soltanto i ricordi con le maniglie a vista delle 2 scalette. Anche Zotti ha avuto modo di conoscere l'ex boss.
Ma lei cosa ne pensa del fatto che Maniero sia tornato nei giorni scorsi per riprendersi uno dei suoi beni, il famoso lampadario? Ma sicuramente questa è una cosa che devono valutare a livello chiaramente legale, non saprei, nel senso che se questa cosa è concessa non lo so. Servizio di Anna Maria Parisi, le notti magiche d'Italia 90 sono state evocate in queste ultime ore dopo la morte di un grande campione come Totò Schillaci, che è stato ricordato dal divin codino Roberto Baggio. È un abbraccio tra fratelli, quello postato su Instagram dal vicentino Roberto Baggio, nel ricordo di Totò Schillaci, tra i protagonisti delle notti magiche d'Italia 90, che si è spento a Palermo a 59 anni per l'aggravarsi della malattia di cui soffriva da tempo. È l'addio del divin codino, che ha condiviso con il bomber siciliano anche l'esperienza alla Juventus e lo ha voluto omaggiare con una foto del Mondiale 90 in cui si abbracciano, esultando in campo con queste parole: ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi, rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di Italia 90 vissute insieme. Fratelli d'Italia per sempre. Cordoglio arrivato da tifosi, da tutti i protagonisti del mondo dello sport, dai compagni di squadra che vestirono la maglia azzurra, infiammando quella che divenne tra le estati più simboliche del calcio italiano, e dal mondo delle istituzioni, a partire dalla Premier Meloni, che gli ha dedicato un pensiero, icona del calcio, che è entrato nel cuore degli italiani. Servizio di Elena dal Forno, vediamo un censimento delle barche storiche, un progetto di legge per valorizzare queste imbarcazioni tipiche della laguna, un progetto presentato dal consigliere regionale Jonathan Montanariello. Difendere il Made in Veneto, sapendo che il Made in Veneto ormai trova radicamento nella sua tradizione, come in caso della Voga alla Veneto, di imbarcazioni tipiche storiche in tutta la regione, addirittura in tutta Italia e in tutta Europa. Con questo scopo il consigliere regionale Dem Montanariello ha presentato come primo firmatario un progetto di legge a tutela, valorizzazione e censimento delle barche storiche tipiche della laguna di Venezia e dell'Alto Adriatico. Il progetto è stato sottoscritto anche dalla capogruppo Camani e dai consiglieri Luisetto e Zottis. Lo facciamo partendo dalla storia più importante, quindi quella delle imbarcazioni storiche antiche che rappresentano sicuramente Venezia, ma che sono diffuse ormai anche nel Padovano, nel Veronese, in tutta la regione, quindi il Made in Veneto attraverso la qualità del lavoro dei nostri artigiani. In un contesto storico, culturale, sportivo e artigianale che vede nel Veneto quelle radici che possono far sì che attraverso questa legge passi un vero e proprio cambio di tendenza culturale, dove non si pensi più che basta avere una barca in plastica fatta come una gondola per poter dire che è veneta, ma che debba essere una barca fatta con progetti registrati, riconosciuti, con materiali censiti e attraverso dei maestri d'ascia che riprendono quella che è la tradizione e la cultura del Veneto. Il progetto di legge ha 3 obiettivi: l'istituzione di un registro pubblico, la valorizzazione dei mestieri e l'erogazione dei contributi. Adesso la storia raccontata dalla Tribuna di Treviso di una ragazza, di una donna che lascia la cucina per entrare in un'officina come gommista, con una svolta nella propria attività. Vediamo. Allora, qui di olio siamo perfetti. Molto bene. Ha anche un bel colore. Secondo te l'acqua com'è presa? Secondo me l'acqua è un pochino bassa, vedi che è quasi sotto il minimo. Ah, e cinghietta? La cinghietta è coperta dalla copertura, quindi Mi fai bisognerebbe... anche una diagnosi della batteria, per favore? Assolutamente. Gaia ha 23 anni e fa la meccanica. Da dove nasce questa passione? Allora, questa passione nasce da una voglia di riscatto che cresceva dentro di me e anche da una voglia di rompere lo stereotipo. Diciamo che tutti i giorni è una sfida e ogni volta che sorpasso una difficoltà io acquisisco sempre più sicurezza in me stessa, oltre che una competenza, diciamo, più ferrata in materia.
Questa è la storia sintetizzata dalla Tribuna di Treviso su chi decide di cambiare lavoro, no? Passare dai fornelli ai motori non è cosa da tutti. Allora chiudiamo con un servizio che viene da Belluno, al nastro di partenza, la terza edizione di Io Gioco Festival, che si svolgerà dal 25 al 29 settembre alla Casa delle Arti a Belluno. Sentiamo. Il Festival del fare e del partecipare per crescere e stare dentro le cose attraverso il gioco, diritto insindacabile e inviolabile di ogni bambino. Io Gioco Festival torna per il terzo anno per ricordarci quanto sia importante volgere lo sguardo altrove, ad altri mondi spesso meno fortunati del nostro. La coprogettazione con i giovani e la rinnovata sinergia fra Insieme si può, Tibe e Andrea Caldarte, curatrice della mostra fotografica Questa è la mia terra, che è il nucleo del festival, fanno di Io Gioco un evento di esplorazioni. Io Gioco è una manifestazione unica nel nostro territorio perché è un festival con delle caratteristiche multidisciplinari, multiculturali e multigenerazionali, o meglio intergenerazionali, che propone tantissime attività. La Casa delle Arti allo spazio ex Caserma Piave a Belluno è il luogo dove si dipaneranno cultura, spettacolo, laboratori e veri e propri spazi di gioco liberi per bambini, famiglie e pubblico. Stamattina la nuova edizione del festival è stata presentata a Palazzo Rosso dall'assessore alla cultura Raffaele Damiano, che ha parlato del gioco come strumento di relazione, di apprendimento, diritto alla socialità, alla felicità, alla verità, come la verità che si cela dietro al turismo in Thailandia, paese dove vivono bambini a cui sono negati spazi di vita e di gioco. Io Gioco compiva 3 anni e volevamo raccontare una realtà diversa da quella che abbiamo raccontato nei primi 2 anni, che si trova nel contesto invece ugandese africano. Quindi parlare, no, di storie del mondo, quello è l'obiettivo, di avvicinare la nostra cultura e la nostra comunità tramite un ponte che è quello dell'arte e della fotografia ad una comunità che si pensa essere diversa dalla nostra, ma nella realtà siamo tutti molto vicini. Linguaggi comuni e intenzioni comuni per condividere con la comunità esperienze che originano arte e cultura. Ma anche incontri con personaggi straordinari che da qui e dal mondo ci fanno affacciare su quella che è l'esperienza di coloro i quali lo spazio di vita, di gioco, di relazione lo vedono privato per sempre. È tutto, stasera ospiti a Focus dalle 21:15, Marcello Bano, Paolo Benvenu, Valente Chieregatto, Marzio Favero, Gennaro Marotta e Luigi Susini. Vi aspettiamo per le 21:15, grazie a Mattia Pizzaia, Francesca Pezzo in regia e buona giornata.